Raga, prima di partire con lo spostamento volevo far vedere cosa ho trovato nel bundle e qua vediamo un po', ho già suddiviso tutto per colore. Comunque, tra le altre, questa che tanta roba, 2, 3, sono quelle insomma che le più belle a mio parere, questa è stupenda. Io non conosco il mondo Final Fantasy, quindi se sbaglio pronuncio robe, questa è anche molto molto figa, è forte. Chiedo venia. E niente, queste sono diciamo le menzioni d'onore del bundle di Final Fantasy. Adesso partiamo con le 15 buste e poi il play booster. Ragazzi, si parte. Prima busta. Chiaramente ho degli obiettivi, speriamo di portare a casa tutto. Allora, andiamo avanti con le comuni perché abbiamo tanta roba, Vediamo di partire subito a bomba, speriamo. Attenzione. Bolas Citadel, bellissima. E ok, chiaramente su questo set non so il valore a parte di quelle diciamo big, quindi se salto qualcosa di potente aspetto il commentino. Andiamo col secondo pacchetto. Vai fioi. Vogliamo i bomboni, vogliamo i bomboni. Vai fioi. Però abbiamo attenzione. Questa te la godi sempre. Vai di terzo pacchetto dei 15. Ho cambiato un po' visuale ragazzi perché se no mi spacco la schiena. Vai Sephiroth ovviamente il bombone da trovare a livello economico. Belle, poi guardo molto anche le art. Bellissima questa è il Ranger fatto diversamente. Ecco, queste carte mi gasano. Vediamo anche se ha un valore. Però esteticamente mi gasano a bomba. Bello, questo proprio me lo godo. E andiamo anche già a... Questa è una carta che ho giocato tanto. E adesso ce l'ho anche in questa versione e si gode. Andiamo avanti ragazzi e questo bombone 34 missili da quello che ho visto a livello di prezzo, quindi tanta roba. È una carta che amo, quindi te la godi a cannone. Scusate qua ho fatto un disastro. Il bello della diretta. Vai, andiamo. Noi non ci accontentiamo, vogliamo il top. Certo che a livello di illustrazioni sono bellissime secondo me. Vai, attenzione. E vabbè, questo è un pacchetto un po' così. Andiamo avanti visto che ho tanti pacchetti. Stoppo. Ah, questa è Malboro, perfetto. E riattivo la registrazione, se no viene fuori lunghissima. Dai, qualcosa di bello cazzuto, attenzione. Jot. Ok, bella, queste illustrazioni qua le tengo, anche se non hanno la firma, perché sugli universi, diciamo così, tengo tutto ovviamente. Proseguiamo. Qua ovviamente nella versione così non possiamo trovare certe art in foil particolari che sono solo nei collector purtroppo. Vai, warm up e te la godi. Sid e te lo rigodi. Attenzione. Summon Chocomog. Bella, molto bella l'art. Bards and Boku. Pronuncia perfetta ovviamente. E qua abbiamo una bella quest'art qua, mi piace tantissimo. Però è una comune. Vai raga, andiamo. Tidus. Pupu UFO, bello. The Emperor. Edgar, bella questa esteticamente. Vediamo questa. Bellissima, mamma mia che art.
Mi fanno impazzire, cavolo. Ok. E buono. Perfetto. Andiamo. Dai. Regaliamoci il bombone. Anche se ce l'ho anche, l'ho trovato anche foil. Scusate, è una mosca che mi rompe i maroni. Anzi, ecco, la difficoltà di registrare fuori, che hai mosche e altri animaletti strani. Proseguiamo. Che poi in questa posizione mi sto spaccando la schiena, ma va bene, anche ho fatto una partita nostalgia dopo 7 anni, sono praticamente distrutto. Ma va bene così. The Heart Crystal. Bello. Guarda che disegni. Guarda che belle. Quando ci sono art o variant con fanciulle te le godi sempre. Dai raga. Vai. Vogliamo un bombone. Guarda che bello. Niente. Oh, questa però è una bella mitica. Poi andiamo a vedere il prezzo. E questo è un Bolt bello. È il Bolt così te lo godi. Ciao. Ok. Andiamo avanti. Questa è comunque 8 eurini, te la godi. Ovviamente sapete che la mia insomma, principalmente guardo l'art e la carta in sé che il prezzo, però aggiorniamoci, sono anche prezzi buoni, sicuramente non buttiamo via la parte economica. Ecco, il Sefimi lo voglio più per una questione di gioco, sinceramente. Dopo vale anche meglio, però attenzione. Zodiac, madonna quanto bella, che art, fioi. Boh. Vai raga. Ah, questo c'è quello verde, teoricamente, che è proprio meme, che fa 10.000 di attacco. E anche quello sarebbe bello da trovare. Che bello, Kefka così, te lo godi. Adesso guardiamo anche il valore. Elisir. Molto bello, adesso andiamo a vedere. Raga, Kefkone, in questa versione 13 bomboni. Molto bene, molto molto bene. Vai. Mancano questa più altre due, finiamo le 15 bustine. Zidane, ragazzi, Zinedine Zidane e godi. E una terra che fa terra stregoneria, ok. È buono, però Zidane, fioi, te lo godi. Vai raga, 8 minuti solo per queste 15. Dai che vogliamo i bomboni. Albert Steiner. Attenzione. Bella, molto molto bella. E questo è un altro Choco Mog e ti godi. Terra e questa bellissima e firmata anche. Molto bene. Ultimo pacchetto di 15. Io volevo prendere anche la collector, ma ragazzi, cioè, cifra improponibile anche per Marvel, sarà durissima, perché comunque arrivo dal matrimonio, poi so cazzi, ma 400 bombe sono tante, prenderò qualche pacchetto magari così, sciolto. Vai, vai. Shantotto, ragazzi, è il mio soprannome, non ci credo. Shantotto. No, Fio, non ho parlato, perché Totto è uno dei miei soprannomi. Claude, Salmon Primal Garuda. Mamma mia, che pronuncia. Quanto figa è questa? No, vabbè. Esteticamente sono di una bellezza disarmante. Buono, finiamo i 15. Vai raga, partiamo a bomba con la prima del Play Booster. Il Sefi ancora non c'è, ma non ci sarà perché su quelle che voglio io non le trovo mai. Lo sappiamo ragazzi. Sleep Magic, bellissima.
Ah, questo ce l'ho già, ok. Molto bella anche foil. E buono. Vai che andiamo. Dai qualche bombone. Altro Lightning Bolt, benissimo, che ne volevo di più. Fatti così. Buono. Un'altra carta bella è la verde, quella la Lockhart. È una carta molto forte da cercare di sbustare. Vai. Ah, questa è un'altra. Mi sono trovata 2 volte. Vale un cazzo. Questo è Shantotto, ragazzi. Mitico Shantotto. Siamo a 11 minuti. E i bomboni. Sono qualche bombone arrivato, ma ne vogliamo altri. Vai. Questa è bellissima, sembra proprio un selfie. Dai. Questa? Beh, molto bella. Molto molto bella. Che deve essere quella del selfie probabilmente. Mitica. Adesso andiamo a vedere il valore. E questa firmata te la godi. Ragazzi, ma questa sta sui 70 euro. Sto guardando Goldfish perché faccio prima rispetto a Card Market, ma mi dà 70 euro. Non ho parole. Questa vale comunque, ed è anche fortissima leggendola, perché flippa anche. Mamma mia, che buono. Lo sto trovando, siamo già a 100 euro di carte sommandole tutte, perché anche ho trovato un SID, mi pare, che non l'ho tanto calcolata, ma mediamente, visto che sono tante quelle carte là, sono sui 5-6 euro, quindi ce la godiamo, fiori. Mamma mia, non conoscendo tanto anche il mondo Final Fantasy, magari certe carte le vedo così, ma 70 bombe, anche che sia 50, va benissimo. Anche se noi ce ne sbattiamo. Ah, dinosauri perfetti per la collezione, mamma mia, non me l'aspettavo. Dai, il selfie e godo. Kevin Garnett, molto bene. Buono. Ecco. E dopo si va con un pacco di merda. Andiamo avanti. Boom. Bella, già trovata però. Kefka in versione normale, questo mi pare sui 7-8 euro. Questa già trovata, bellissima. Una foglia del cazzo, una terra e un'arte bellissima. Vai raga. La schiena ormai è andata, ragazzi, è ufficiale. Cornelia, bella. Clive, mitica. Mettiamo qua. Questa è una bellissima, madonna, bellissima l'arte e la fanciulla. Buono, già trovato, te lo godi sempre. Terra e tesori, i tesori mi servono. Sta sui 5 euro il buon Clive. Ripeto, però sto guardando i prezzi di Goldfish. Quindi probabilmente non sono proprio perfetti come Card Market, ma ci metto una vita a farli, insomma, a controllarli in diretta e in esclusiva. Vai. Tidus. Pupu, il pupu me lo godo. Bella. E ok. L'unica certezza è che Sefi non si trova. Vai. Vai a bombazza. Bella. Ah, questi sono i fratelli, qua chi sono? Boh, non lo so, ho detto una cagata probabilmente. Edgar, beh, questa è un po' bellissima. Bella, fatta il push così, la volevo e si gode. Ed è Crystal's Chosen. Ok, bellissima, no, push così, è fantasmagorica. Che poi, se non erro, tra le carte speciali a trovare c'è anche il Dark Confident in versione Final Fantasy, che è una delle carte mie preferite in assoluto di Magic the Gathering. Vai. Reno e Rud. Ottimo. Molto bella. Ah, questa è bella, fatta così, bellissima. E buona.
ma diciamo un pacchetto un po' così. Dai, abbiamo ancora tanta roba da sbustare, siamo già a 15 minuti, non volevo fare un video lungo, però ho tanta roba. Dai il selfie, datemi una gioia. Mamma mia. Forse il peggior pacco della History. Qua me lo sento. Qua c'è un bombone. Qua c'è un bombone. Dammi il bombone. Molto bella questa. Questa andiamo anche a vedere il prezzo. Vediamo, speriamo. 2 euro. Niente di che. Ok. Hope. Questa è da vedere. Queste qua sono sempre da capire, fatte così e diciamo rare. Sono curioso questa perché è molto bella. Siamo sui 6 euro con questa carta qua, 6 euro, però stiamo sbustando bene. A livello di cose che voglio mi manca qualcosa, però a livello economico non male. L'importante è far bene o uno o l'altro, insomma. Overkill. Notare che creatura prende meno Madonna. The Wind Crystal. No, questo è veramente una busta orrenda. Dai fioi. Qua vogliamo il bombone. Ti prego, regalami il bombone. Niente. Oh, mitica però. La mitica del cazzo, secondo me. E basta, ci stiamo giocando le mitiche un po' maluccio, qua. Andiamo avanti. Mamma mia, mazzo un po' orrendo questo. Che non ho ancora guardato la mitica, scusate. 5 eurini, Questa mitica qua, 5 eurini. Vai. Dai però, prima della fine regalami un'altra big. Nulla di meraviglioso. Vai, siamo quasi a 18 minuti. No, oh, una, così, bella, molto bella, un'altra mitica. Non la mitica che volevamo, ma bisogna anche accontentarsi. No, ok. Ah, qua c'è un food, i food mi servono. Beh, questa signorina qua comunque quasi 20 euro, Non male. E secondo me certe carte saliranno anche col fatto che comunque è un'espansione particolare. Speriamo. Tanto non vendiamo niente, quindi. Boh, questa è un altro bel bombone che vale. Questa me la godo. Molto bene. Stiamo sbustando bene. Altra firma e si sbusta, ragazzi. Adesso vi aggiorno con il prezzo. Raga, 65 bombe, questo sarà un po' di meno, forse non lo so, ma sapevo che questa è una delle carte bomba del set. Ed è anche forte, Stellare. Mamma mia, a livello economico non posso lamentarmi. Come gusti personali, nel senso un Dark, un Sefi o anche la Lockhart, sono quelle, diciamo, sono le carte più ambite per me, però fioi, non so se siamo in profitto, ma quasi, con le carte. Vai che tra poco sfondiamo il muro dei 20 minuti. Bella. Questa foil te la godi. E questa è troppo carina. Vai raga, veloci, belli dinosauri. Boom. Attenzione. Bella, però questa vediamo comunque il valore perché è bellissima. Seed, così sì, seed qua mediamente valgono 5 euro, quindi va bene. Buono.
un eurino, ma bellissima. Vai. Ma il cactus quello figo, quello non arriva. Un'altra carta che volevo per il meme, Madonna, esteticamente stupenda. Questa vale un cazzo, e fa schifo. E questa è un po' una minchia. Pacchetto un po' da dimenticare. Andiamo avanti, ne mancano 4-5. Dai, regalatemi il The Dream. Almeno un'altra super figa. Molto tenera. Molto la merda. E se terre mi stanno sui maroni. Questa però è molto figa. Dai, figlio, regalateci l'ultima gioia, the last gioia. No, arca, pensavo se... No, non sei questo. Da mocari. Terra. Strixhaven Stadium. Questa mi piace un casino, sta carta, che ho provato a montare dei mazzi su sta carta. Bellissima. Non me la ricordavo neanche. Mamma mia, peccato. Bella, però ci sta. Questa più altre 4 card. Pacchetti e finiamo. Lo sbustamento massiccio, stellare, incredibile, lussurioso. No. Questa però da controllare. No, vabbè, te la godi. Altri 11 eurini. Molto bene. Vai. Vai che vogliamo la gloria eterna. Niente. Vai. E ugazza. Però queste mi servono. Dai fioi. Ultimi 3 pacchetti per il sogno Sefi. Che non arriverà, lo so già, ma... Boom. Bella, questa la controlliamo. E basta, dai. 2 euro questa, quindi one cazzo. Vai. Ormai ne mancano pochissime. Zinedine Zidane, Steiner, Ultima, Ugaz e One Super Cazzo. Molto bene. Penultimo pacchetto. Ole, 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 ole e fancule. Ultimo pacchetto e andiamo a chiudere. Vai. Attenzione, 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 fanculissimissimo. Oh, altri 42 euro di carta. Ne ho già uno, ma si gode, madonna, a livello economico è andata da Dio. Peccato per la Lockhart, il Sif e il Dark. Peccato, però ciao fiori. Chiudiamo con il botto. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Le carte, quelle non trovate, me le compro singolarmente. Però dai, ci siamo divertiti, me la sono goduta. Tanta bella robina. Ciao!